Ed ora un servizio dedicato agli amanti delle due ruote e agli amanti della nostra regione. Attraversare il Veneto pedalando sulle due ruote è possibile e divertente, alla portata di tutti. Ultima nata, si fa per dire, in termini di tendenza, è la passione gravel, e proprio per rispondere ai nuovi segmenti del mercato turistico la regione del Veneto, in occasione del Vinitaly, ha presentato il progetto Gravel in the Land of Venice, un'iniziativa dedicata alla scoperta del territorio del Veneto attraverso la bicicletta. La regione Veneto punta molto al tema del cicloturismo, è strategico, è una pietra miliare, diciamo così, dei nuovi prodotti turistici della regione. Abbiamo dato il via anche alla carta del cicloturista, quindi l'idea e la richiesta che io faccio è soprattutto al mondo degli operatori privati, perché regione e comuni si stanno dando da fare per promuovere questa nuova attività e abbiamo bisogno di operatori che ci credano, che partecipino ai nostri bandi regionali, dove diamo anche finanziamenti a fondo perduto per creare i servizi lungo le piste cicloturistiche. Il progetto, ideato da Massimo Padighel, fatto proprio dalla rete di imprese Cycling in Venice Garden, è partito con 1350 km suddivisi in 20 percorsi nella Marca trevigiana. Oggi conta oltre 5500 km su tutta la regione. Fondamentale però la sinergia tra pubblico e privato. Se le strutture ricettive, se i privati si formano e si migliorano e vanno a braccetto con il pubblico, il successo è assicurato, perché ci si tende la mano l'uno con l'altro, si portano suggerimenti, si portano proposte e loro la maggior parte delle volte le ascoltano. Altra peculiarità del progetto è che ogni singolo itinerario è concepito come un viaggio sensoriale in cui vengono coinvolti tutti e 5 i sensi. L'attenzione è quindi rivolta alla cultura, alla storia, al paesaggio e al patrimonio enogastronomico. L'ultima nata è quella del Garda, 18 comuni tra cui 9 nel territorio veneto, e l'idea è quella di creare sempre nuovi circuiti proprio per la valorizzazione dell'intero Veneto. Le informazioni sui percorsi si trovano o sul sito della Regione Veneto, veneto.eu, alla sezione cicloturismo Gravel, oppure su Gravel in the Land of Venice, o in ultima su Veneto Outdoor, dove sono stati caricati questi 10 percorsi.